Per quanto riguarda l'Under 13 femminile regionale, le finali di Arcade hanno messo a confronto due formazioni veronesi. Antares Verona contro Casteldazzano, rivincita della finale provinciale vinta in quell'occasione dall'Antares per 3-2. Più agevole invece in regione la vittoria, sempre per l'Antares, che si è imposto per 3-0. È più emozionante, e siccome le abbiamo incontrate anche in provinciali era ancora più, come dire, stimolante, perché volevamo dimostrargli ancora che siamo più forti. Il bilancio di fine stagione per l'Antares Verona è sicuramente positivo. La prima squadra ha conquistato la promozione in B1 e l'Under 13 ha vinto il titolo regionale. Veramente positivo, diciamo che l'obiettivo per me era quello di vincere, di arrivare in finale provinciale e di magari fare un buon cammino nella fase regionale. È un gruppo non selezionato perché noi non abbiamo grandi numeri, però la fortuna di avere degli attaccanti che è abbastanza importante. Lavorano con me da 3 anni e quindi il percorso che hanno fatto si è visto e sono contenta perché hanno lavorato tanto e questo insomma è il coronamento di una grande annata. Passando alle seconde classificate dell'Arena Volley di Casteldazzano, la stagione dell'Under 13 rimane comunque da incorniciare, nonostante la bestia nera Antares. Abbiamo perso purtroppo tutte le 2 volte con la stessa squadra, l'Antares, che è veramente una buonissima squadra. Bilancio positivo perché le nostre ragazzine provengono dal posto, cioè da Casteldazzano, non abbiamo preso da nessun'altra parte, sono tutte proprio del nostro vivaio e sinceramente abbiamo fatto veramente un buon campionato. Per noi essere arrivate seconde regionali è un grossissimo traguardo. Commento positivo dell'allenatrice, un po' meno delle atlete che dopo la sconfitta nella finale provinciale sognavano di conquistare la rivincita in ambito regionale. No, non è male, però cercavamo di fare un po' meglio, insomma. Non abbiamo giocato molto bene, però ci siamo impegnate, insomma. Le finali di Under 13 femminile dicono che la provincia di Verona alla base è stata quest'anno la numero 1. Sicuramente sì, si sta lavorando bene, probabilmente questa è la base, sulla base noi veronesi ci siamo. Dobbiamo capire che cosa succede nella fase successiva, dove probabilmente le società delle varie province invece cominciano a lavorare insieme e quindi creano delle squadre un pochino più forti. E noi lavorando da soli non riusciamo a competere, quindi dobbiamo cercare di capire dov'è la differenza. E con questa finale si chiude il capitolo campionati giovanili veneti. Ecco il bilancio del comitato regionale. Un grande bilancio come in tutte le stagioni, ancora qualche numero che ci aiuta nel maschile. Tanta attività perché tante erano le squadre che si sono trovate a confrontarsi in queste fasi finali e adesso tutto resta concentrato solo sulle selezioni per il trofeo delle regioni che sarà qui in Friuli a Lignano Sabbiadoro tra fine giugno e primi luglio. E che prospettive ha il Veneto al trofeo delle regioni? La prospettiva è sempre quella di ben figurare. Il Veneto è una delle regioni più forti dal punto di vista dei numeri sia dei tesserati che delle società e come sempre il Veneto cercherà di ben figurare nei posti più alti delle classifiche nazionali. Grande soddisfazione ad Arcade per aver potuto ospitare una finale regionale. Questo è il commento Affari Spenti. Per noi è stato un evento veramente eccezionale, ringraziamo di cuore l'organizzazione regionale di volley, il suo presidente che ci ha concesso questo onore di avere le finali di volley Under 13 maschile e femminile. Spero che Arcade abbia risposto in maniera molto positiva e di aver accolto in maniera, direi, più che positiva tutti quanti gli atleti, i genitori, i supporter, gli allenatori e tutti quanti hanno coronato questa bellissima giornata.